gruppo folk Fedora Puzzu che ci racconta i 15 anni dell'attività del gruppo, che ha visto uno studio intenso nella ricostruzione, nella ricerca dell'abbigliamento, con risultati assolutamente importanti e preziosi. Matteo ci racconterà appunto i 15 anni del Fedora Puzzu. La rivoluzione continua, tutto scorre, nulla permane. Matteo Azzeni. Buonasera a tutti, anch'io parto subito con i ringraziamenti, così sono sicuro di non dimenticare nessuno. Volevo ringraziare l'associazione Tiricannedo, chiaramente poi nella persona di Piero Simula, perché dopo 15 anni possiamo dire di aver esordito a livello culturale proprio qua ad Ittiri per un Sestos, si chiamava Sestos e Ballos, e fu la prima volta che fummo invitati qua a Ittiri, ma fu anche la prima volta che presentammo i risultati del nostro lavoro, e in quel caso si parlava soprattutto di ballo. Ringrazio chi in questi anni ci ha aiutato a portare avanti il nostro lavoro. Io parlo soprattutto delle persone che ci hanno stimolato e certe volte anche ripreso. Io qui parlo chiaramente di Ignazio Sanna, che ci guida e ci segue dall'inizio, ma soprattutto parlo anche di Gianmario De Martis, che io conobbi tramite un blog che si occupava proprio di questo argomento, e poi nel tempo abbiamo conosciuto altre persone che ci hanno guidato. Io prima parlavo di balli, non posso dimenticare e non nominare Andrea Locci, con i quali questi anni abbiamo davvero collaborato tanto, portiamo avanti anche alcuni progetti, e Cristiano Cani, che ci ha fornito tutta una serie di materiali e foto per questa sera. Dunque, parliamo subito dell'associazione. L'associazione nasce a novembre del 2008, quindi abbiamo poco più di 15 anni, e arrivavamo tutti da altre esperienze in altre associazioni che si occupavano di folklore, però ci eravamo resi conto che era arrivato il momento di fare un lavoro un po' più serio, intenso, sull'abbigliamento e sul ballo, ma soprattutto sull'abbigliamento, perché ci eravamo accorti, come diceva prima Gianmario, che nello scorrere degli anni, dagli anni 50 in poi, il nostro abbigliamento aveva subito delle modifiche, diciamo poco attendibili, dovute anche al tipo di fruizione che se ne faceva. Il gruppo di Sarajevo fu uno dei primi gruppi coinvolti quando il fenomeno turismo esplose in Sardegna, e quindi bisognava creare delle cose veloci, facili, pratiche da mettere per poter appunto aspettare il loro servizio in quel caso. Decidemmo quindi, insieme a un gruppo di amici e soprattutto con mio padre, di fondare l'associazione Fedora Puzzu. Fedora Puzzu è la signora che voi vedete in alto a sinistra, che era una cultrice, a parte insomma, il legame d'amicizia, ma era una cultrice di tradizioni popolari della nostra comunità, che conservava abiti originali, che li acquistò in quegli anni, quindi una cosa anche non scontata, perché aveva già una certa sensibilità, e insomma ci condusse all'interno di una storia che poi noi cerchiamo di portare avanti. Quello che poi vedete sulla destra chiaramente è mio padre, ma è il vero fondatore di questa associazione. Che cosa decidemmo? Decidemmo di rivedere tutte le informazioni che riguardavano il nostro abbigliamento, e quindi capimmo che c'era da fare un lavoro con metodi più scientifici, e ci affidammo, come vi dicevo prima, agli esperti che in quel momento venivano riconosciuti come tali in questo settore, che erano Franca Rosa Contu e Gianmario De Martis. Mi ricordo un po' la difficoltà nel capire come ci dovevamo muovere, soprattutto inserire in questo mondo che era saturo, il folklore di associazioni, e andai proprio quasi in sfondamento all'ISRE, quindi al Museo del Costume di Nuoro, per poter conoscere la Franca Rosa Contu, perché la difficoltà stava in questo, che erano già un paio d'anni che lei evitava di collaborare con le associazioni folcloristiche per via di mille difficoltà, che è vero, che si instaurano tra chi in questo mondo lavora e le associazioni, come ricordava prima Gianmario. Lo stesso Gianmario, quando lo contattai le prime volte, mi disse che era un po' restio a collaborare con le associazioni proprio per alcune esperienze che lui aveva avuto, ma insomma le basi si stavano ponendo per un lavoro molto più proficuo.
e quindi dedicammo il nostro primo anno a rincorrere alcune nozioni che poi si rivelarono sbagliate. Io incontrai per caso, perché mi fu segnalato Ignazio Sanna di Selargius, che sapevamo fosse un conservatore e un cultore dell'abbigliamento tradizionale selargino e dell'Interland, e la sua prima, diciamo, esternazione verso l'associazione che io stavo iniziando a condurre fu: Matteo, fermatevi perché fate schifo. E fu un trauma perché capimmo che avevamo buttato un anno di lavoro e dovevamo ripartire da capo. Io mi ricordo lo stesso un rimprovero di Gianmario che ad un certo punto mi disse in modo molto diretto: Matteo, dovete decidere che cosa fare, perché così non potete andare avanti. Quindi o portate avanti il lavoro serio, altrimenti io finisco qua la mia collaborazione. Insomma, ci spinse a fare di più. Quindi che cosa dovevamo fare? Dovevamo cercare di trovare tutti gli strumenti, trovare tutte le informazioni possibili per poter andare avanti questo tipo di lavoro. Quindi molto arrivò anche dalla mia formazione personale. Io sono un tecnico del restauro pittorico, quindi conosco l'approccio che si deve avere verso un'opera che non si conosce, la diagnostica, lo studio, insomma c'è tutta una serie di approcci che vanno portati avanti. Quindi provai a condurre in questo modo un tipo di lavoro, ma fu soprattutto l'incontro e il confronto con queste persone di cui vi parlavo che ci condusse ad una metodologia più scientifica. Quindi cercammo le fonti, lo studio dei capi originali, il quadro storico temporale dei costumi, che è una cosa importantissima perché dal punto di vista storico e dalle datazioni qui in Sardegna c'è un pasticcio incredibile, soprattutto da parte di alcune associazioni. E poi il recupero soprattutto della terminologia che a Selargius, purtroppo a Selargius non abbiamo avuto la fortuna di conoscere persone, perché ormai il tempo per noi è passato, l'abito è stato dismesso a fine 800, primissimi anni del 900, quindi noi non abbiamo più le memorie dirette, dobbiamo lavorare in un altro modo. E devo dire che siamo riusciti a recuperare tanto il materiale. Quindi iniziamo a lavorare dal 2010 veramente in modo più serio, abbandonando alcuni capi e cercando di riprodurne altri. Questi sono un po' i risultati di quello che noi abbiamo portato avanti dal 2010 in realtà fino ad oggi. Evito di postare foto su come era prima perché preferisco parlare delle cose belle. Però insomma questo è un po' il risultato del lavoro, e noi abbiamo deciso soprattutto di rappresentare tutte le classi sociali della nostra comunità, quindi non abbiamo evitato di ricostruire anche un abbigliamento, diciamo, molto più modesto e più diffuso della nostra comunità, perché poi abbiamo anche delle testimonianze importanti tipo queste, proprio persone che sono di una classe sociale, diciamo, tra virgolette bassa, che però cercavano di non perdere la loro dignità quando si vestivano. E il risultato del nostro lavoro poi è questo, in base a queste informazioni, e chiaramente tra i giorni feriali e i giorni festivi c'è una leggera differenza. Insomma, la ragazza che c'è nell'immagine a sinistra porta un abito domenicale. Il copricapo, entriamo in alcuni particolari, poi cercherò di essere veloce e di saltare nonostante le slide siano tante. Il copricapo che porta la ragazza sulla sinistra, che noi chiamiamo mucado rimano, l'abbiamo utilizzato anche per abiti più importanti. Fummo ripresi da una signora di Selargius che ci sgridò durante una processione, quindi non si risparmiò neanche il momento, per dirci che quel tipo di copricapo con gli abiti con l'oro e quindi più ricchi non si utilizzava, ma era roba di servidorenza, quindi delle serve che lavoravano per le famiglie più importanti di Selargius. Ed è nato anche un qui pro quo per la terminologia, perché a Selargius lo chiamiamo Mucadori Mannu, in altre zone del sud Sardegna viene chiamato Mucadori Tanau, e quindi anche da noi hanno iniziato ad utilizzare questo termine Tanau, ma in realtà non è una cosa nostra. Quindi abbiamo lì anche fatto un lavoro di recupero della terminologia e associavano da noi questo Tanau ad un viola, in realtà non corrisponde. Cioè, adesso vi faccio un esempio: nel Sulcis e nell'Iglesiente, che sono le immagini che voi, le tre immagini che voi vedete sulla sinistra, nonostante il colore, quelli vengono chiamati Mucadori Tanau. In realtà Tanau arriva da Tanno, che era la corteccia sbriciolata delle querce di altri alberi che venivano utilizzati per tingere le pelli.
La tonalità di questo colore parte da un marrone scuro fino ad un rosso, ma non passa mai per il viola. Da noi diciamo Tanao perché viola, io non vedo nessun viola, non noto nessun viola, quindi Tanao, da Tanao abbiamo recuperato un po' il significato e comunque non è una terminologia utilizzata a Seragius e l'abbiamo abolita quando noi poi esponiamo e spieghiamo questo tipo di copricapo. Abbiamo trovato poi, mentre facciamo la ricerca su questa terminologia, anche altri colori utilizzati per descrivere parti dell'abbigliamento tradizionale. Quindi Tanao, colore caffè, no, è comprensibile, il colore, la tonalità del caffè, e l'abbiamo ritrovata anche in alcuni documenti d'archivio mentre descrivono proprio questo tipo di fazzoletti, quelli che noi chiamiamo appunto Mukadori Magnus. Colore leoni, no, il colore del leone per descrivere un'ocra un po' chiaro, grogu per giallo, colore azzurro sarebbe l'azzurro un po' più diciamo, sparato di quello che noi conosciamo. Samurau, questo descrive il viola, il colore delle more. Samurau scuro per definire quello un po' più scuro, sarrubio per il rosso e il colore gravello che sarebbe un fucsia. Questi è la terminologia di colori utilizzate per descrivere le parti dell'abbigliamento. Passiamo subito alle tipologie, corriamo. Sabordao, che è l'abbigliamento più diffuso nel sud Sardegna e soprattutto a Selagius, era forse diciamo, l'abbigliamento più utilizzato dalle nostre comunità. Sabordao dalla gonna, Guneta e Abordao, che abbiamo scoperto nel tempo che vuol dire semplicemente tessuto bordato. Quindi si sardizza un termine italiano. Però in passato io sono cresciuto con il racconto che questo Abordao prendesse il nome dalla città di Bordeaux, città in cui veniva prodotto questo tessuto. Vi assicuro che a Bordeaux questo tessuto non l'hanno mai visto, non sanno cosa sia. In realtà la cosa è molto più semplice, perché spesso si fanno voli pindari, si cerca sempre il significato, no? Chissà da dove arriva dalle Gianas, no? Tutte queste cose un po' fantastiche. In realtà è una cosa molto semplice e pratica, Abordao da abbordato, è abbordatino in diminutivo, e nello sfondo le ho messe entrambe le gonne, quella che c'è a destra è sabbordatino, semplicemente perché ha le righe più piccole, è una cosa proprio molto, molto pratica. Ma la particolarità di questo abbigliamento, Sabordao, che dava proprio il termine a questa tipologia di vestiario, da noi prevede alcune particolarità, è documentatissimo, abbiamo davvero una marea di foto. Ho dovuto fare una scelta abbastanza complessa, ma anche nelle opere pittoriche si ritrova. Questa è un'opera di Guglielmo Bilancioni del 1890 ed è ambientata a Selagius, almeno così è descritta. E come vedete, insomma, la donna porta questo tipo di abbigliamento e lo utilizza per il matrimonio. Questo poi lo vedremo dopo. La particolarità, e quello di cui io invece mi sto occupando in questo periodo un po' più a fondo, è Sabordao a perregana o a manica camisa. Vuol dire che questa gonna veniva utilizzata anche semplicemente con la camicia in evidenza. E questa camicia veniva lavorata, veniva stirata in un certo modo e arricciata. Saberregana, che proprio prende proprio il nome dalla canna, le canne venivano spaccate in varie strisce per poter essere lavorate e si utilizzavano per fare delle stuoie, per tutta una serie di cose. Questa camicia prende questa terminologia perché la lavorazione un po' più arcaica prevede una piegatura verticale sulla manica che ricorda appunto queste parti la forma ricorda questi pezzi di canna che venivano affiancati. Cosa si aggiunge poi nel tempo però? Si aggiunge questo effetto a sonetto, quindi oltre ad avere queste pieghe verticali, la camicia assume questo effetto a sonetto con delle pieghe trasversali che vengono chiuse, vengono conservate in questo modo, viene inamidata la camicia, stirata, dato questo effetto viene lasciata asciugare. Una volta che viene indossata prende appunto questa forma di mantice, di organetto, no? O di fisarmonica. Selagius perché è importante? Perché conserva le due tipologie. Mentre nell'Interland la versione più arcaica viene abbandonata, Selagius invece le conserva tutte e due, e le due ragazze nelle foto hanno le due versioni. Sulla destra è la versione più arcaica e sulla sinistra la versione con l'effetto famoso a sonetto. Ma cosa succede però? Succede che c'è un'altra tipologia di questo abbigliamento che viene utilizzato solo dalle classi sociali più autentiche, e questo a maniche e camisa, quindi a maniche di camicia, che voi vedete sulla destra,
che veniva utilizzata anche con lo scialle. Questo tipo di abbigliamento, quando noi l'abbiamo riproposto, ha creato una marea di polemiche, perché ci dicevano che che a maniche e camicia assolutamente allo scialle non si metteva, ma noi avevamo il racconto di Saragius de Sabriurissa Manna per la festa della Madonna del Rosario, vestita in questo modo, e poi dobbiamo pensare anche che magari d'estate, no, fosse un po' più pratico evitare di mettere, con le temperature, fosse un po' più pratico evitare di mettere una giacca e indossare una camicia che era un'opera d'arte in questo modo. E finalmente troviamo il riscontro dal nostro racconto con la foto che non è di Saragius ma è di Monserrato, quindi a fianco alla comunità, perché le comunità che ci sono attorno a Saragius ci sono servite tantissimo per recuperare alcune parti dell'abbigliamento che noi avevamo documentato, ma o avevamo perso i pezzi originali, quindi ci occorreva vedere un originale, oppure avevamo solo dei racconti e ci mancava poi il confronto e il riscontro con le immagini. Quindi qui troviamo a Monserrato una foto molto antica che rappresenta la donna vestita appunto in questo modo. Che cosa succede? Che studiando queste cose, io che faccio delle illustrazioni, per far capire alle ragazze e ai ragazzi della nostra associazione come sono strutturate le camicie, le riproduco, le utilizzo anche nelle scuole per spiegare un po' come funzionano le camicie. Quindi voi vedete qua una sequenza di camicie Saverregana, le due camicie delle quali vi parlavo, che sono le prime due, quella detta a Prafallu, da Prafarisu, che prende il nome praticamente dal colletto che ricorda le cote diciamo, liturgiche che venivano usate durante le liturgie, quasi a formare una specie di gorgiera rinascimentale per forma. E poi l'ultima su Aliazzo, che è una finta camicia che si utilizza quando soprattutto si utilizzano le giacche, che abbiamo ritrovato anche poi in pezzi originali. L'abbigliamento, questo tipo di abbigliamento veniva anche utilizzato dalle bambine, quindi anche l'abbigliamento infantile. Questa è una scolaresca di fine 800 e la bambina che noi abbiamo ingrandito mostra appunto l'abbigliamento che veniva utilizzato a Perreganna. Come vedete non manca loro, e quindi come diceva Gian Mario, anche l'orificeria era anche estesa, insomma, all'abbigliamento infantile. Così in altre occasioni. Queste sono tutte bambine e ragazzine al massimo di 11-12 anni. Ecco, queste sono le lavorazioni di queste camicie. Le selagine erano famosissime per il ricamo, tant'è vero che producevano camicie anche per i paesi limitrofi, anche se non lo dicono tutti. Però soprattutto le Pulceresi, che è un paese che sta sulle montagne proprio sopra l'Interland, raccontano che si scendeva a Saragius per ordinare questo tipo di ricami e di camicie, e dicevano le selargine sono bellissime, però conti troppo pulite, quindi sono troppo pulite. No, immaginatevi l'idea che avevano, no? Diciamo che le selargine si specializzano nel ricamo su bianco, quindi su lino e su tela di cotone, cosa che invece non fanno per il ricamo a colori, tant'è vero che quando poi iniziano a utilizzare gli scialli ricamati colorati vanno ad ordinarli a quartu, perché erano delle bravissime ricamatrici per quanto riguarda il colore, però si specializzano sul ricamo. Ad un certo punto però a questo ricamo iniziano ad aggiungere uno sfilato e diventano talmente brave che nel tempo poi sostituiscono i ricami veri e propri solo ed esclusivamente con lo sfilato. Da poco Cristiano ha ritrovato un documento che segnala questo tipo di lavorazione, asprivitus, quindi come degli specchietti che vengono ripetuti nella lavorazione uno uguale all'altro e che formano appunto queste fantasie. Questi sono tutti polsini di camicie che venivano fatti con quella lavorazione che vi ho detto a Perreganna, però riportano solo la lavorazione a sfilate. Guardate che ho davvero dovuto fare una cernita, perché come vedete collezioni Ignazio Sanna lo troverete ripetuto fino all'eccesso, però insomma Ignazio per fortuna conserva queste opere d'arte, lo inseriscono anche nei fazzoletti e ad un certo punto per le ragazze, invece di continuare a produrre quel famoso colletto a Prafallo di cui abbiamo parlato prima, le camicie diventano un po' più accollate e vengono lavorate anche le pettorine, sempre ed esclusivamente con lo sfilato. Addirittura alcune non si fa più in tempo neanche a montarle perché cambia la moda, le abbandonano, quindi a Saragius si trovano in un sacco di cassetti delle nostre signore, si trovano tutte queste pettorine non più applicabili alle camicie ma già pronte e lavorate.
E noi da questo abbiamo ricostruito poi queste versioni. Non mancano i scosse, che sono i corsetti, importantissimi, in alcuni casi ricamati, in altri imbroccato, con queste fasce ricamate a macchina nella parte bassa, che erano un pezzo fondamentale di questo tipo di abbigliamento a manica gamesa per Regana, e queste sono le nostre 2 ricostruzioni che abbiamo presentato in un paio di eventi. Uno di questi era Devo Nosci a Quartuccio con Andrea Lucci. Passiamo all'abito di gala, cerchiamo di correre. Questo è il tipo di abito più ricco della nostra comunità, adesso viene definito per via anche del matrimonio saragino l'abito da sposa. In realtà non nasce per essere un abito da sposa, questo era l'abito che si poteva permettere nella classe sociale più abbiente. Ogni classe sociale poi poteva permettersi un tipo di abbigliamento diverso e con quello si sposava. Veniva usato pochissimo durante la loro vita, in solo in 3 o 4 occasioni, per quello si sono conservati bene, e Seraggio ne conserva tanti, a differenza di altri centri. Queste 4 tipologie sono una diversa dall'altra, però insomma anche il recupero e la ricostruzione di questi abiti è passata attraverso sì lo studio dei capi originali e delle fonti d'archivio e delle testimonianze orali, ma anche attraverso sempre la ricerca della terminologia. E a Dolianova, vicino appunto a Seraggio, dove viene conservato uno di questi abiti, la famiglia Spada conserva una serie di abiti e ad un certo punto decidono di fare una lista delle cose che conservavano, e abbiamo riscoperto tutta una serie di termini. Lasciamo perdere un po' la grammatica perché non sono scritti, insomma, sono scritti come li pronunciano. Però anni fa ci segnalarono a Seragius Sciallentullu, ma non riuscivamo a capire cosa fosse questo Sciallentullu. E su Sciallentullu è lo scialle di Tulle, quindi è il velo, il famoso velo ricamato che veniva utilizzato per l'abito di gala che abbiamo visto prima. Ci fu segnalato da un'altra famiglia, ma non avendo riscontro non potevamo essere sicuri dell'utilizzo di questo termine. Però Imbodia e Seda, perché il grembiule dell'abito di gala cambia nome, diventa Simbodia. Imbodia in Tullo perché è il famoso grembiule di Tulle. Insomma, siamo riusciti a riscoprire tutta una serie di termini grazie a queste testimonianze. E queste chiaramente sono le nostre ricostruzioni. Da pezzi originali, tutte opere di Ignazio Sanna queste. E la parte importante, no? Prima si parlava di oreficeria, questi abiti senza oreficeria, senza la loro parure di gioielli non potevano uscire, e quindi negli anni ci siamo prodigati perché le tecniche, la terminologia venisse recuperata e studiata. Abbiamo fatto tutta l'etimologia di ogni termine, tutta una ricerca anche sul significato che poteva avere da famiglia a famiglia ogni pezzo, e abbiamo scoperto che per esempio alcuni termini arrivano addirittura dall'arabo, tipo i Kannakas, dice refuso, c'è scritto un'altra cosa, no? Capiterei di dire, cioè refuso è una cosa nuova. È una cosa nuova, però sai, non posso neanche dire che il correttore automatico perché ho fatto tutto io, avrei potuto fare quella scusa. Comunque pare che Kannakas sia un termine che deriva dall'arabo, che poi si è ripassato dalla Sicilia e si è arrivato in Sardegna, che sono le famose collane che voi vedete lì con il corallo o senza, insomma un po' simili a quelle che ha presentato prima Gianmario. La cosa particolare è che noi vediamo questa, diciamo, ne vediamo un puro e semplice lavoro estetico. In realtà dietro c'è un significato importante, perché le donne si abitavano in questo modo perché prendevano spunto dai simulacri delle sante che c'erano nella chiesa. Quindi giustamente Gianmario mi ricordava che è una sorta di memesi, no? Cercavano di riprodurre ciò che la santa aveva e acquisiva. La santa in questo caso è un simulacro, e ogni pezzo è sistemato in un certo modo. L'oreficeria nostra non si poteva prendere e buttare addosso così. Quindi c'è un significato in ogni cosa che noi indossiamo. L'oro poi era importante non solo perché in quanto oro, e quindi perché io potevo dimostrare la classe sociale a cui appartenevo, ma un significato anche religioso importante. Quindi è questa la famosa nemesi di cui parlavamo.
E questo possiamo anche dire che qui manca anche qualcosa, però insomma diciamo che in grandi linee, sull'ASU per esempio, che è un nome molto pratico, l'ASU dal Lazio, perché veniva legato al collo in modo molto stretto, quindi sono tutte terminologie molto semplici e una dei gioielli un po' più famosi tra quelli che noi utilizziamo sono le famose margherite, quelle che noi chiamiamo agullas, che oggi viene molto sottovalutata, ma era un pezzo molto importante, erano delle prime cose che la mamma regalava alla figlia. Voi contate che tutta questa parure d'oro veniva regalata dalla famiglia dello sposo alla futura sposa, perché veniva acquisita dalla loro famiglia, quindi era un dono, l'unica cosa che regalava effettivamente lo sposo era il rosario. Quindi questa era un po', ma la cosa particolare soprattutto delle donne di quel periodo è che si riempivano le mani di anelli e polsi di bracciali, e per assicurarsi che questi anelli, vi assicuro che si riempivano anche tutte le falangi delle dita in alcuni casi, per assicurarsi che questi anelli non si perdessero, c'era tutto un rituale di legatura con dei nastri di seta che veniva fatto prima della vestizione, e mi fu raccontato mentre io facevo le ricerche da questa ragazza, Mariangela Ragazzo di Salargius, che all'inizio, quando partecipava alle prime uscite dei primi gruppi folk, la nonna gli prestasse questi anelli, ma a patto che lei se li facesse legare. E questa cosa si è abbandonata nel tempo perché è dolorosissima, non vi permette più di aprire le mani. Quindi l'ha usata una volta, la seconda volta pensavo, detto nonna, ma guarda, basta, non li metto perché sta diventando... Io ho riprodotto questa cosa nei miei disegni perché mi serviva a spiegare come funzionava. Vi assicuro che ci vuole mezz'ora per mano, e questo nastro passava in ogni anello, veniva poi rilegato sul polso e poi veniva fermato con altri fiocchi. E questo è descritto anche dal Bresciani, che descrive l'effetto che facevano le ragazze quando aprivano le mani, perché cadevano tutti i fiocchi, prendevano tutti i fiocchi dalla mano, e l'effetto doveva essere questo una volta che si aprivano le mani. È una cosa molto particolare che noi stiamo riproponendo, e abbiamo un po' risvegliato gli animi, quindi tutti stanno recuperando questo tipo di rituale, perché è un vero e proprio rituale. Io non so se è vero, ma alcuni mi hanno raccontato che ogni volta che passava il nastro facevano una preghiera. Bisogna stare attenti perché torniamo, no? Torniamo alle famose Janas. Così anche l'uomo, abbiamo lavorato molto sull'uomo, qui abbiamo coinvolto spesso e volentieri anche Gian Mario. Parliamo anche qui, queste immagini sono, diciamo, rappresentano un po' la classe, l'elite, infatti venivano chiamati cavalieri, non si risparmiavano in oro anche loro, ma soprattutto Salargius conserva tantissimo abbigliamento maschile, gran parte di questo ce l'ha Ignazio Sanna, però ci ha permesso di poter ricostruire l'uomo. Io sono diventato un po' maniacale con l'abbigliamento maschile, cioè l'abito deve essere cucito addosso e dobbiamo riprodurre quel tipo di vestibilità. Ma la cosa particolare di Salargius sono le giacche, perché vengono ricamate e vengono abbellite da inserti in velluto, cosa che non si ritrova nel resto dell'Interland, se non in qualche piccolo caso, forse Quartuccio conserva qualcosa del genere. Ma la particolarità, come dicevo, è che venivano ricamati a macchina, non so se vedete l'effetto, con queste fantasie fitomorfe e a rilievo, quasi dei bassi rilievi, che noi adesso stiamo cercando di riprodurre, quasi sempre sono in panne. Andiamo avanti. Questi sono i famosi cavalieri di Sant'Efisio, questa è una foto inedita che da poco ha ritrovato Ignazio Sanna, e sono i cavalieri prima della salita a Cagliari, perché facevano un servizio d'ordine. A un certo punto il corpo dei miliziani cagliaritani viene abolito, quindi chiedono all'elite dell'Interland di partecipare a questo servizio d'ordine, ma loro giustamente ci fanno questi tutti bardati in oro. E queste sono le nostre ricostruzioni, bottoni e bottoniere. E poi questa è la figura, no, che che noi riproponiamo alle varie manifestazioni. Questo lavoro ci ha dato la possibilità di creare un progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna che si chiama Hominis, in cui abbiamo cercato di fotografare un po' tutto l'abbigliamento maschile della Sardegna, compreso i trioti, insomma, abbiamo fatto tutto un giro particolare, e siamo riusciti a condividere, a proporre il nostro lavoro tramite alcuni eventi culturali. Il primo fu Siennas, l'ultimo è Arrugas, saltiamo un pochino, che ci hanno permesso di proporre e far conoscere il nostro lavoro. Io ho finito, scusate per la tempistica, e vi ringrazio.